Ben ritrovati cari telespettatori, ben ritrovati anche i nostri ospiti. Facciamo quest'oggi il doveroso punto sulla situazione agricola nell'area del Padovano. Peraltro ci sono zone attigue, limitrofe o comunque anche non così vicine che non godono, soffrono delle medesime problematiche che si possono estendere addirittura a livello nazionale. Ci sono criticità significative e riguardano diversi ambiti. Da un lato, se ne è parlato più volte, l'aumento dei prezzi per quel che riguarda i concimi, in particolare certi concimi, l'aumento dei prezzi per gli energetici, i carburanti, l'agricoltura ne soffre, vedremo se sì o no in che termini. Speculazione, punto di domanda, sentiamo il mondo agricolo che cosa ci dice al riguardo e poi manca l'acqua. Ebbene sì, c'è anche questo problema di siccità se il tempo non si mette in un certo modo. Per parlare di questo nell'area del Padovano naturalmente abbiamo CIA Padova, in modo particolare il presidente Luca Bisarello, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Grazie Maurizio Antonini, invece direttore di CIA Padova, non ancora presidente, direttore. Grazie a lei. Di CIA Padova, oltre che ovviamente anche regionale, quindi con una competenza più estesa. Andiamo subito a bomba, il tema che ne parlavamo prima fuori onda, ma era molto interessante, come è stato anche analizzato, forse non tutti ne sono a conoscenza. Rischio siccità? Sì, c'è adesso con le piogge di questi giorni molto probabilmente lo sviamo il problema, però sostanzialmente adesso con questo cambiamento climatico che è impellente, noi che lavoriamo fuori tutti i giorni ce ne accorgiamo sempre di più, concentra periodi di forte piogge in determinati momenti per poi allungare il periodo dove non ci sono più le piogge e quindi in questo periodo dove si allunga, dove mancano le piogge, se l'incastro è che in quel periodo lì magari ci devono essere delle trasemine, delle piantumazioni delle piante, si rischia che nel momento in cui si va a fare i trapianti si sia a corto d'acqua. Questo per noi è un problema che andrebbe risolto con delle strutture, con un dialogo per cercare di trovare delle sinergie per riuscire a risolvere questi problemi, perché sennò poi noi ci troviamo sempre nella difficoltà che ogni anno cambia in sé per sé. Ecco, c'è un abbassamento di falda, c'è un problema anche di falda? Sì, gli ultimi dati che ci vengono forniti dal Consorzio Brenta, tra l'altro è quello che oggi nel Padovano verifica, valuta la situazione delle falde, 1,20 m meno rispetto all'anno scorso stesso periodo, quindi una situazione già difficile oggi per quanto riguarda l'irrigazione. È tanto 1,20 m però. È molto, ma è ancora di più se noi pensiamo che negli ultimi anni sono metri e metri della riduzione delle falde e questo comporta il fatto della disponibilità idrica e quindi la disponibilità del consorzio di bonifica a dare acqua alle aziende agricole per l'irrigazione. Qui dobbiamo intervenire, guardi, a livello regionale, ma non solo, anche a livello oltre alla regione, quindi con le autorità di bacino. L'autorità di bacino è quell'ente che oggi ci dà la possibilità di garantire l'acqua perché interviene a livello di area molto più ampia rispetto alla regione Veneto, rispetto al Friuli Venezia Giulia e rispetto al Trentino Alto Adige. Cioè come fa? Spieghiamo a chi non ha detto il lavoro l'autorità di bacino ha la possibilità di obbligare le varie regioni a rilasciare l'acqua nel momento in cui c'è necessità. Oggi invece molte le regioni che ho citato cercano invece di trattenere l'acqua per usi idroelettrici, quindi anche a livello turistico e quindi tutto a norma, però sappiamo che la norma nazionale dà la possibilità di intervenire in questo, dà la possibilità di dare acqua per due elementi importanti, primo per la salute umana e secondo per l'agricoltura. E quindi noi quando chiediamo la possibilità di avere più acqua nei nostri laghi, nei nostri corsi d'acqua, è per dare la possibilità agli agricoltori di fare irrigazione e dare la possibilità alle colture in generale di avere una produzione equa. Chi è che deve fare questa richiesta e quando avviene? Ma guardi, noi come organizzazioni agricole l'abbiamo già fatto, ma su questo ovviamente la Regione Veneto la deve fare e sicuramente su questo il Ministero deve intervenire. Noi oggi abbiamo necessità di avere certezze su questo. L'autorità di bacino è l'ente proposto per questo e chiediamo con forza e determinazione che intervenga in maniera adeguata e prima che vengano i problemi della siccità come quella del 2022. Addirittura a questo punto. È periodo delle semine, Presidente, questo, vero? Di che cosa in particolare? Quindi
Che cosa necessiterebbe il terreno, perché in che situazioni si trova? Nel senso che adesso ci sono tutte le semine del mais, c'è già stata la semina del frumento, che però adesso il frumento inizia ad allungare, quindi necessita di disponibilità d'acqua. Tra un po' si va a seminare la soia per quanto riguarda i seminativi, poi invece ci sono tutti i vari trapianti sull'orticoltura, quindi tutte quelle piante che vanno messe all'esterno. Adesso si è iniziato con le insalate, i peperoni, i pomodori, ad andare a piantumare, quindi la necessità... Quindi semina degli orticoli, insomma. Delle orticole, dei seminativi. Adesso siamo proprio nel boom, nel senso che è proprio adesso che si va a fare i trapianti per tutta quanta la stagione. Quindi se non piove cosa succede? Cioè, vabbè, giornata odierna, un po' di una pioggerellina, non sappiamo neanche quanto dove, incide. Esatto, cosa dovrebbe accadere invece? No. Cosa sarebbe necessario? Sarebbe necessario, che però ormai il clima abbiamo visto che è cambiato, quindi come c'era una volta, c'era un'intervallanza più ravvicinata tra una pioggia e quell'altra che ci aiutava, mentre adesso nel momento in cui noi dobbiamo andare a irrigare, intanto dobbiamo essere tranquilli del fatto di avere l'acqua a disposizione per riuscire a portare a termine i nostri cicli biologici e per garantire un cibo sano ai nostri cittadini. Questo poi è fondamentale per riuscire a chiudere il ciclo, perché nel momento in cui noi non abbiamo a disposizione dell'acqua, le piante vanno in sofferenza e quindi poi non vanno a fare la produzione di ortaggi, non vanno a fare le varie spighe e pannocchie che invece o bacelli che ci sono nei seminativi. Quindi ci induce a intervenire noi con l'irrigazione, quella nostra che si usa insomma, o a goccia o a pioggia, e quindi quello tra l'altro va ad aumentare i costi, perché adesso con il gasolio che è andato alle stelle sono tutti costi in più che si vanno ad aggiungere in un ciclo produttivo. Poi lei diceva anche la temperatura che è rilevante, cioè con la pioggia la temperatura un po' si abbassa e questo facilita anche il processo. Certo, nel senso che naturalmente nel momento in cui andiamo a irrigare con sistemi goccia a goccia o a pioggia si dà acqua alla pianta e la pianta sicuramente ne ringiova di questo, però nel momento in cui invece c'è una pioggia naturale che oltre a fornire l'acqua ci permette anche di abbassare la temperatura e quindi dà più forza alla pianta nella crescita, sicuramente l'aiuta di più. Naturalmente una pioggia naturale è sempre meglio di una pioggia a irrigazione. Questi sono segnali secondo voi, perché poi fate anche degli studi, ricerche eccetera, di un cambiamento climatico o periodicamente, ciclicamente dobbiamo affrontare questa situazione? Ma guardi, qualche anno fa era ciclicamente. Oggi il cambiamento climatico, quello che ci rimettono di più sono gli agricoltori. Ogni anno oggi è un cambiamento climatico. Ogni anno oggi abbiamo difficoltà su questo. Prima la siccità, poi tanti piogge su periodi specifici dell'anno e quindi creano irrigazioni e creano quantitativo d'acqua maggiore e quindi allagamenti e quant'altro. Quindi i cambiamenti climatici oggi sono in atto. Quelli che ci rimettono maggiormente sono quelli che lavorano i terreni, lavorano il paesaggio, l'agricoltura e quindi sono gli agricoltori. E a questo non ci viene riconosciuto nulla, se non le crisi, le difficoltà economiche di redditività delle nostre aziende agricole. Perché poi vedete, le nostre aziende agricole percepiscono redditività se hanno la possibilità di vendere il loro prodotto, venderlo in maniera equa e soprattutto essere pagato in maniera giusta, cosa che oggi non funziona così. Quindi le nostre aziende, oltre a svolgere un ruolo determinante, gli agricoltori svolgono un ruolo determinante per il paesaggio, per l'agricoltura, per il terreno, non gli viene riconosciuto questo, gli viene riconosciuto un valore sulla produzione che a volte il valore del costo della produzione è superiore al valore della redditività e quindi è in perdita completa. Oggi si parla di colture, ma se poi andiamo a vedere anche gli allevamenti zootecnici, gli allevamenti da latte, oggi mettiamo un velo pietoso su questo e speriamo che le nostre aziende resistano in questa situazione di grossa difficoltà. Dopo dedicheremo un capitolo agli allevamenti, perché sappiamo che sono tanti coloro che ci seguono che hanno degli allevamenti in varie zone, per cui dedichiamo proprio un capitolo specifico anche a questo settore, alle criticità del latte eccetera, dei prezzi soprattutto. Tornando al discorso della siccità, dei cambiamenti climatici attestato anche dal direttore, ma voi del settore agricolo non riuscite in qualche modo, visto che ormai è un dato di fatto, il clima è cambiato, è così, è come dire nella zona degli Emirati Arabi sanno che ci sono adesso delle precipitazioni allucinanti, le hanno messe in conto e si stanno strutturando completamente per queste precipitazioni, peraltro sembra che le abbiano anche
costruite ad hoc, no? Però di fatto succede questo. Non è possibile degli interventi nell'agricoltura, visto che non abbiamo agricolture estensive ma di appezzamenti controllabili, per poter mitigare questi cambiamenti? Bella domanda. La risposta è la seguente, nel senso che il problema è questo, il seme nasce quando c'è un insieme di cose. Okay, oltre alla concimazione e la terra giusta, ma ci vuole anche il periodo di luce, l'umidità e la temperatura, quindi vorrebbe andare a fare trapianti semini in periodi che non corrispondono, okay, con la specificità del seme o della pianta, quindi questa cosa è difficilissima da fare, non si può fare, perché il problema nostro è che è cambiato nel momento in cui piove. Va a piovere, quindi ci si trova magari come l'anno scorso, che nel momento di trapianti aveva piovuto tanto e non si riusciva ad andare sui campi perché la terra era troppo bagnata e quindi si sono ritardate le semine. Quindi giustamente, come diceva il direttore, ogni anno iniziamo, è una sorpresa, perché noi abbiamo dei periodi ben precisi dove fare i trapianti e dove fare le semine. Da quelli non si può esulare, perché la temperatura si è cambiata qualche grado, ma più o meno quello è il periodo di luce, e quello è cambiata la distribuzione dell'acqua durante l'anno, quindi noi siamo in una rincorsa perenne nel capire quando riuscire a entrare nel terreno o se si deve o non si deve dare acqua. È questo che mette in ulteriore difficoltà, perché oltre ai prezzi andati alle stelle, eccetera, eccetera, questa è l'ulteriore, cioè non si fa, è dopo. Una cosa che secondo me è da tenere molto conto, soprattutto in Veneto, è che nel momento noi come agricoltori l'acqua non è un problema gestirla, ma nel problema noi abbiamo una delle più grandi reti tra fossi e canali. Nel momento in cui noi andiamo a non avere più acqua in questi determinati trodi, fossi, acqua, quel che è, c'è anche un problema che si va a rovinare tutto il paesaggio del Veneto, tutte le ville, mi viene in mente Cittadella, Castelfranco, che hanno quest'acqua che corre al ritorno delle mura. Cioè, l'importanza di avere la disponibilità d'acqua, perché basta trovare delle sinergie per trattenerla nel momento in cui ce n'è, okay, va a dare dei deficit anche al paesaggio, che anche questa è una cosa importante. Oltre che noi, ricordo, tutto quello che facciamo lo facciamo per dare degli alimenti sani a chi viene a comprare da noi agricoltori, cioè il nostro focus è anche quello, dare un'alimentazione sana. Certo, c'era un messaggio prima che è arrivato, vediamo se riusciamo a leggerlo. Ma scusate, abbiamo avuto un inverno estremamente piovoso e nevoso, com'è possibile che manchi l'acqua? Guardi, è semplice la risposta a questa situazione, perché i consorzi di bonifica lo stanno chiedendo da anni ai ministeri, all'ambiente, ma al Ministero dell'Agricoltura. Bisogna trattenere l'acqua quando ce n'è tanta, e allora bisogna trattenerla sugli invasi, bisogna trattenerla... Cioè, se lasciata andare... Se lasciata andare è ovvio che c'è solo il tempo che l'acqua scorra e vada in mare. E quindi noi oggi abbiamo necessità di fare grossi investimenti su questo. Ma guardi, i consorzi di bonifica hanno presentato anche sul PNRR grosse domande di investimento su questo. Dobbiamo far sì che gli vengano riconosciute queste indennità per dare la possibilità ai consorzi di bonifica, che è l'ente proposto per far questo, di fare i bacini in maniera tale di trattenere l'acqua. E soprattutto per quanto riguarda il Brenta, ma anche per quanto riguarda le acque risorgive e anche altri consorzi di bonifica che hanno le falde, dare la possibilità ai consorzi di bonifica con interventi specifici di rimpinguare le falde. Questi sono elementi caratterizzanti in cui si dà risposta agli agricoltori, si dà risposta al mondo agricolo, se no altrimenti sono solo parole e acqua che se ne va e va e va. Ma non erano stati fatti dei bacini? Sì, ma i bacini che sono stati fatti quei bacini per quanto riguarda quando ce n'è tanta acqua, quando c'è tanta piovosità, di riempire i bacini, ma poi questa acqua va via. Quindi noi abbiamo necessità oggi di fare bacini specifici che trattengono l'acqua e che dia la possibilità in quei 10, 15, 20 giorni all'anno agli agricoltori, dà la possibilità ai consorzi di bonifica di reperire quell'acqua per dare sull'irrigazione di soccorso. Chiaro. Torniamo su questi temi, affrontiamo anche altri perché ce ne sono ai noi altri all'ordine del giorno, tra pochi secondi dopo la pubblicità. Voi approfittatene per scrivere.